Di seguito comunicato la sicurezza. Si studia una sospensione di sostegno del gioco, che comportamenti si scrivono a loro, non toccano tutte le cose per creare, e questo fuori di un sostitutivo, non deve creare prodotti disciplinari e regolare una accoglienza sociale. Si tratta per tanto di istruttori presenti a un contatto totale e alla sessione dello sport.
Amiche e amici di Futsal TV, buon pomeriggio e benvenuti da parte di Riccardo Morbelli. Questo è il Pala to Live, questa è Roma, questa è la 16ª giornata del campionato di Serie A2 Elite Girone B, ma soprattutto questo è il derby. Una partita che non può essere come tutte le altre, una partita che per importanza emotiva, d'orgoglio, di vanto vale più dei 3 punti che ci sono oggi in palio, 3 punti comunque che sarebbero di fondamentale importanza per la Lazio e per la Roma. Roma in 10ª posizione, quota 16 punti, un punto in più. La Lazio calcio a 5 con 17 punti. Due squadre fin qui non un campionato felice per entrambe. Ecco perché la partita di oggi, soprattutto come detto, da un punto di vista emotivo può riscattare una stagione, può rilanciare, può valere più dei 3 punti. C'è un dato però molto particolare che riguarda entrambe le squadre, uno stato di forma non brillante per entrambe. La Roma non riesce a vincere davanti ai propri tifosi addirittura dalla 4ª giornata, dove vinse 7-2 contro Città di Melilli, era sabato 2 novembre 2024. Lazio invece che non vince da 4 giornate consecutive, l'ultima vittoria è stata proprio contro Città di Melilli, anche lì era però il 21 dicembre 2024. La Roma calcio a 5 che fin qui 14 partite, 4 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte. Appena meglio, come detto, un punto meglio la Lazio che in altrettante partite ha ottenuto 5 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. Un Pala to Live gremito che prova a caricare i propri ragazzi. Una Lazio calcio a 5 però che non ha assolutamente voglia di far sconti. Roma che deve anche rifarsi dopo la vittoria della Lazio nella partita di andata. Era semplicemente soltanto la 3ª giornata di campionato. La Lazio vinse e si impose per 6-4. Anche questo potrebbe essere, chissà, un motivo in più per spingere i giocatori della Roma a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Muoverà il primo pallone della partita e la Roma calcia a 5. Roma calcio a 5 ovviamente in maglia giallorossa destra verso sinistra. Lazio calcio a 5 in maglia bianco-celeste da sinistra verso destra per questi primi 20 minuti. Si attende solo il fischio d'inizio da parte del direttore di gara. Fischio che arriva ora. È cominciato il derby, è cominciata la 16ª giornata. Buon divertimento. Subito però il primo errore, fase di costruzione da parte dei giocatori da Roma e quindi possesso Lazio. Pazzetti in avanti, malinteso con Bertinelli, voleva il pallone addosso Bertinelli. Era di un'altra opinione Pazzetti, non si sono trovati due. Possesso di nuovo Roma, primo duello. Prova in qualche modo ad allontanare e tenere a distanza Bobadilla, palla sul mancino, danza sul pallone, accarezza. Trova però l'opposizione da parte di Popa. Pazzetti. Lui alla battuta. Movimento senza palla di Giulì e di Bertinelli. Guerini prova ad impegnarsi, non riesce però ad evitare il calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo quindi della partita per la squadra ospite, per la Lazio. Movimento di Giulì, visto, servito col mancino. Buono il movimento, alta la conclusione. Si era mosso bene in questa circostanza il numero 10 per liberarsi dell'altro numero 10 di Guerini. Era riuscito anche a calciare comodamente, corpo all'indietro e palla alta. Guerini, dopo aver ricevuto da Gagno, altro malinteso e altro possesso Lazio. È già il secondo possesso non preciso da parte dei giocatori della Roma. C'è sicuramente tensione, come detto, è una partita che vale tantissimo. Fin qui qualche imprecisione, un contrasto, Giulì va giù, sbagliato anche quest'altro passaggio. Guerini ora invita la calma. Batte lui e ricomincia. Palla dietro.
Gagno con il mancino lungo a cercare Bobadilla, va direttamente a Tarenzi, da portiere a portiere. Un porta a porta in questa fase e alla fine possesso per Gagno. Gagno con le mani, rilancia in avanti a cercare una sponda, la spizzata. Facile però, non può impensierire così Tarenzi, lancia in avanti, prova Bertinelli a mettere il fisico, si abbracciano un po' i due, si trattengono, poi si accendono già i ritmi. A muso duro con il direttore di gara in questa circostanza Bertinelli. Voleva un fallo, una trattenuta non ravvisata. Quindi Camel prova a passare, altra spinta con Bertinelli. E ora deve ovviamente intervenire il direttore di gara, richiama tutti e due, sia Camel sia Bertinelli. Ritmi inevitabilmente altissimi. Cerca spiegazioni anche mister Di Vittorio, mister ovviamente della Roma Calcio a 5, con il cronometrista in questa circostanza. Voleva forse un fallo in precedenza sul numero 22 Camel. Eccolo qui Camel con il piattone morbido da Bobadilla, deve girarsi Bobadilla, mancino, palla sul fondo, prova a scuotersi anche la Roma e ovviamente prova anche ad aggrapparsi alle giocate del proprio numero 9 Bobadilla, fin qui capocannoniere della squadra giallorossa con 9 gol in questo campionato. Bertinelli divorato da Guerini, ma c'è fallo di Camel su Bertinelli. I due non hanno fatto amicizia in questo primo minuto e 30. Questa volta il fallo è di Camel. Calcio di punizione quindi per la Lazio. Bobadilla prende indicazione dal proprio portiere. Ora Pazzetti, qualcosa da dire a Bertinelli. Movimento anche di Dallago che si allontana. Batterà probabilmente il numero 6 Pazzetti. Solo Bobadilla in barriera. La rincorsa di Pazzetti col destro. Fuori, controlla Gagno. Che poi tocca corto, si fa vedere Guerini. Questa volta c'è stata deviazione, sarà ancora rimessa laterale per la Roma. Con calma Popa in avanti, cerca Bobadilla, spinto. Tiene comunque botta il numero 9, prova a girarsi questa volta sul destro. Bobadilla calcia, c'è stata deviazione, sarà calcio d'angolo. Molto bello anche ovviamente il duello Dallago Bobadilla. Sarà uno dei duelli chiave di questa partita. Va Guerini. Primo calcio d'angolo anche per la Roma, lo batte Guerini sul secondo. Popa al volo, pallone che si incastra e non scende più. Ci ha provato il numero 19. Tarenzi tocca corto da Dallago, quindi in verticale si cerca Bertinelli, il solito Camel, solito duello. Ultimo tocco addirittura del numero 9 della Lazio Calcio 5. Si torna da Gagno. Rilancio con il suo mancino, cercare Bobadilla. Buona copertura, attenta alla difesa della Lazio. 2 minuti già trascorsi in questo derby. Guerini tocca corto, Popa, deviazione, ancora Guerini quindi. Solito schema, Popa dentro, cerca Bobadilla questa volta anticipato, quindi Bertinelli tocca dietro, Pazzetti, finta e riceve, aggressione di Popa. Pallone scodellato al volo. Camel mette il fisico, rimane a terra Bertinelli. Intervento molto duro. Sembra aver preso un colpo il numero 9. Colpo alla testa, si rialza ora. Dallago tocca corto in avanti a cercare chi se no Bertinelli, ancora Camel, poi finisce giù. Gagno para ma il gioco è fermo, fallo su Camel di Bertinelli. Batte rapidamente Gagno, non può perché il suo compagno è a terra. Deve ovviamente attendere. Aveva provato a battere rapidamente qui Gagno. Camel dice a Popa di allontanarsi, va ora dal suo compagno. In orizzontale Guerini. Tocca corto. Camel alza la testa, lancia in avanti a cercare Guerini.
Buona l'idea, troppo lunga però l'esecuzione. Guerini sicuramente uno dei giocatori da attenzionare maggiormente per la difesa della Lazio in questa partita. Viene da 2 gol nelle ultime 3 partite, il numero 10 della Roma. Qui lancio in avanti, comodo per Gagno, che ringrazia. Mancino e palla orizzontale, prova ad alzare la pressione ora la Lazio. Kamel, finta e ricomincia. Eccolo Guerini, buona la finta di Guerini, lascia lì l'altro numero 10, è passato Guerini, su alla punta! La parata in 2 tempi di Tarenzi. Arrivano anche i primi applausi del Palatoliv per il proprio numero 10, per Guerini. Qui buona la giocata, a lasciarli giù lì. Bertinelli, lavoro di Suola, Kamel intervento duro, poi mastica un po' il pallone, non riesce a ripartire. Ancora Bertinelli, ancora Kamel. Alla fine dimentica il pallone, il destro murato e quindi Kamel può ripartire. Brutto, bruttissimo qui, fallo di Bertinelli. Non cerca neanche il pallone, il numero 9. L'avevamo detto, non hanno fatto amicizia Bertinelli e Kamel. Qui Bertinelli, brutto fallo, ha rischiato. Arriva il cartellino giallo. Primo ammonito quindi della gara, il numero 9. Fallo, a mio avviso, di frustrazione dopo vari contrasti proprio con Kamel. Qui non cerca neanche la palla, Kamel in ripartenza, steso solo sulle gambe. Si è preso il rischio Bertinelli, subito sostituito ovviamente. Non vuole rischiare nulla mister Grassi. Guerini, attaccato, ricomincia, alza la pressione anche Lupi, quindi Gagno tra le linee, buono il movimento. Lombardino è solo, può girarsi. Guerini a sinistra, Kamel dietro, si va dal numero 10. Guerini contro Lupi. Sguardo negli occhi di Lupi a Guerini, non guarda il pallone, guarda solo l'avversario. Quindi giro palla, Bobadilla resiste all'attacco, colpo di tacco, vede Lombardino costretto all'errore qui, il numero 17. È entrato anche Lutta nella girandola ovviamente di cambi. Numero 4 della Lazio, visto e servito, aggredito ancora da Kamel, si porta fuori il pallone, ringrazia comunque l'iniziativa di Lupi. Col mancino in avanti, spalle alla porta, il solito Bobadilla, deve girarsi contro Dallago. Poi ricomincia addirittura da Gagno. Tutti nella propria metà campo, giocatori della Lazio. Gagno con il mancino, Scodella, impreciso Gagno. Tarenzi con le mani, lancia in avanti a cercare e trovare Lupi. Gagno in uscita bassa risponde e dice di no. Guerini poi si prende un rischio, saggio di classe e di qualità, finisce giù Bobadilla, ha preso un colpo, si gioca, Lutta, Lupi, pallone che arriva sul secondo palo, il salvataggio miracoloso di Lombardino. E quindi Gagno, ora si va a 2000, lancia in avanti a cercare Nicocelli, intervento molto duro, ma sul pallone, rimessa Roma. Fin qui ritmi altissimi, intensità altissimi, veramente un 4 minuti e 30 di ottimo calcio a 5. Tocco dietro, Guerini. Lombardino. Pallone per Nicocelli, pallone impreciso. Tarenzi quindi ricomincia vicino a sé Lupi. Alza la testa con il mancino, lancia in avanti a cercare Lutta che deve lottare, guadagna forse probabilmente il massimo, rimessa laterale Lupi. Vicino a sé Battistoni. Battistoni in avanti a cercare un compagno, spalla alla porta, il solito Guerini a dar fastidio. Poi si porta il pallone sul fondo Lutta. Non è d'accordo Lutta ovviamente con questa segnalazione. Deve ora restituire quindi il pallone. Pilloni il più avanzato dei suoi, va ora in pressione Pilloni, qui Gagno fa prendere uno spavento ai suoi sostenitori, alla fine rilancia. Lombardino. Tocca dietro, Guerini. Con calma ricomincia da Nicocelli, quindi Lombardino, alza la pressione Lupi, anche Bertinelli rientrato. Lancia in avanti di Gagno con il destro, Bobadilla in qualche modo, Nicocelli, ancora per Bobadilla, si connettono i due, risponde presente Tarenzi. Qui ottimo davvero il dialogo tra Nicocelli e Bobadilla. Tarenzi però è attento e para.
già battuto. Nicocelli, finta il tiro, poi si incune in una zona di campo dove però non c'è molto spazio e quindi Lupi riparte. Il break del 23, il destro, non c'è stata deviazione. Ripartirà la Roma. Lombardino porta palla sempre con il mancino, tanti tocchi dentro Bobadilla, all'uscita bassa, pallone però ancora a disposizione per Bobadilla, finta il tiro, poi con il mancino ha salvato sulla linea in qualche modo Battistoni. Poi Tarenzi ha preso un colpo probabilmente al dito. Nello scontro ovviamente con Bobadilla, involontario. Battistoni lascia a Rosa ovviamente. Rosa restituisce il pallone. Tarenzi. Battistoni su Rosa, si va in avanti ma c'è fallo. Fischiato a Bertinelli mentre cercava di prendere posizione il numero 9. Bravo Nicocelli in questa circostanza. Eccolo il 14. Si torna da Capitan Gagno. Nicocelli tra le linee, un po' scoperta la difesa della Lazio. Vediamo se riesce a tenere la Rosa. Riesce? No. Il pallone che è uscito, rimessa laterale Lazio. Lazio però che in questa circostanza ha rischiato. Pressione alta, difesa saltata con un passaggio in verticale da parte di Nicocelli. Rimessa già battuta, Lupi. Battistoni con il mancino in avanti a cercare di trovare un compagno. Nicocelli in pressione su Mendez. Deve girarsi Mendez, finisce giù, tutto regolare. Tarenzi. Destro in avanti, profondo, troppo profondo. Spalla alla porta, aggredito. Lupi e Battistoni portano via però il pallone in maniera regolare a Zandri. Lancia in avanti. Buona la sponda di Mendez per Lupi che calcia. C'è stata deviazione, sarà ancora calcio d'angolo per la Lazio, che sta provando con i lanci di Battistoni a trovare davanti una torre, in questa circostanza Mendez, e far salire la propria squadra. Rifiata un po' Giulì. Destro a uscire del numero 10, già battuto, dietro Battistoni calcia. Pallone in tribuna. Sempre Giulì, batterà lui la rimessa. Già battuta dietro per Lupi col destro. Questa volta Giulì Capponi lascia a Battistoni il compito della battuta, 1-2. Quindi Lupi con il destro, pallone scodellato, qui Gagno la chiama, poi buca però l'intervento e quindi altro giro alla bandierina per la Lazio. 7 minuti già passati nel corso di questo primo tempo. Capponi forte dentro, Gagno blocca. Poi lancio in avanti, cercar Popa. Pallone difficile, forse un po' troppo per il numero 19. Dallago riceve, scambia con Battistoni. Poi deve abbassarsi Capponi, pallone un po' timido del numero 10, lancia in avanti nel vuoto. Gagno mette giù. Camel a sinistra, ignorato. Ora il 22. Giro palla della Roma, di nuovo tutti nella propria metà campo, giocatori maglia bianco-celeste. Camel stoppa e abbassa la testa, lo aspetta Mendez. Camel si accentra, poi ricomincia, ancora 1-2, pallone pericoloso. C'era Dallago in pressione. Zandri difende, scarica Camel. Lo aspetta al varco Dallago. Camel col mancino. Dallago si oppone. Già battuta, palla dietro, mancino. Ancora Tarenzi, calcio d'angolo.
batterà Zandri. Destro ad entrare. Battuto corto, uno schema, quindi Kamel a far muovere la difesa della Lazio. Ancora Zandri. Kamel ricomincia senza fretta. Sempre dal Lago su Guerini. Aspetta Guerini, poi torna da Kamel. Pallone tra le linee, intercettato, quindi possibile ripartenza. Battistoni preferisce andare da Capponi. Capponi senza fretta ricomincia anche lui. Dal Lago, Guerini. Giro palla. Ancora Capponi. Palla dietro. Battistoni lancia in avanti. Preciso, poi duello molto veemente tra Pazzetti e Zandri. Ha ragione il 6 della Lazio. Battistoni. Capponi. Giro palla Lazio. Ancora Pazzetti. Dal Lago. Con molta calma la Lazio cerca di muovere i giocatori della Roma. Molta attenzione ovviamente in campo. Qui lancio in avanti di Tarenzi. Impreciso. Lazio che, come detto, deve ovviamente invertire un trend negativo. Ultime 4 giornate, 4 sconfitte, la più recente 2-3 in casa contro Powerful Ternana. Assegno Cimino e Battistoni, quindi Gagno in avanti, buono il pallone verso Guerini che mette giù, cerca in mezzo Kamel, non lo trova. Era stato buono però il mancino di Gagno, ci ha già abituato nel corso di questa stagione l'estremo difensore della Roma a un mancino molto educato. Gagno con le mani in avanti. Bobadilla lotta, difende, poi cerca Popa con il mancino, lo stringe un po' troppo il numero 19. Capponi viene basso a cercare di legare il gioco. Bertinelli. Kamel, duello Kamel-Bertinelli, ancora Capponi che riceve, viene dentro il campo ma è destro, quindi scarica. C'è Dal Lago tutto libero a sinistra, va da solo, ha provato ad autolanciarsi, in questa circostanza Pazzetti non ha visto probabilmente la partenza del suo compagno sulla destra. Bobadilla, Kamel, giro palla Roma, Guerini. In avanti cerca Bobadilla, pallone troppo difficile, comunque ringrazia il numero 9. Partita di massima attenzione fin qui, 0-0. Sta resistendo l'equilibrio, lancio in avanti. Prova uno stop difficile Bertinelli. Non gli riesce. Kamel, Gagno. Ora Bertinelli alza la pressione, ora la Lazio. Infatti costringe l'errore in fase di costruzione della Roma Calcio a 5. Pressione chiamata ovviamente da mister Grassi, che vuole che la propria squadra attacchi Gagno quando il portiere è in possesso del pallone. Dal Lago. Bertinelli, ora un po' di spazio, Capponi porta via il pallone, poi Guerini, ancora Capponi con la punta, Gagno col mancino risponde. Poi blocca anche. Si prende gli applausi della sua gente Gagno, lancia in avanti, Guerini anticipato, duello molto fisico, Lombardino, rimpallo finisce buono per Guerini, cerca ancora Lombardini, ancora Guerini, un po' di confusione ora, sgambettato, va giù, no, rimessa Lazio. Partita che fin qui vive di folate, ritmo alto, due squadre che non si sbilanciano, non rischiano nulla. Qualche folata fin qui ad animare una bella partita. Possesso Lazio. Bobadilla alza la pressione, costringe anche in questa circostanza all'errore Dal Lago, ma ha toccato Bobadilla, quindi sarà ancora palla bianco-celeste. Dal Lago, sempre ultimo uomo il 5, lancia in avanti con il destro. Lavoro, spalla alla porta di Bertinelli che mette giù, accarezza il pallone, finta, mancino! Palla che sibila vicino al palo.
Bravo qui Bertinelli, questa volta riesce a mettere giù il pallone, a gestirlo, finta al destro, va con il mancino. Ottimo davvero il lavoro del numero 9. Gagno con le mani, Bobadilla difende, poi però arriva anche Lutta a portare via il pallone, possibile ripartenza, va giù, questa volta c'è il fallo su Pazzetti, aiutato sportivamente a rialzarsi, bel gesto ovviamente tra Nicocelli e Pazzetti. Lutta sul pallone. Arriva ora il fischio. Lupi, capitano della Lazio. Lupi cerca in avanti Bertinelli. Pallone che si impenna, poi colpito praticamente Lupi e quindi possibile ripartenza Roma. Guerini, finta di Guerini. Poi forse esagera in questa circostanza il numero 10, perde il pallone. Ripartenza Lazio. Lupi alza la testa tra le linee. Bobadilla ha capito tutto, possibile ripartenza. Lombardino, va giù Bobadilla, si gioca Lombardino. Impreciso. Era finito giù Bobadilla sotto gli occhi del cronometrista tra le due panchine nel duello con Lupi. Altre sostituzioni intanto, esce Guerini, rientra Rosa. Proprio Rosa in pressione, lancia in avanti Bertinelli, aggredito. Difende e scarica Pazzetti, ora è la Roma a doversi difendere. Lutta, Pazzetti, da lì può anche provare e infatti lo prova. Alta anche la sua esecuzione. Indicazioni di Gagno a Nicocelli. Pallone consegnato ora proprio a Gagno. Nicocelli con il destro in avanti, finisce giù Lupi. Nulla di fatto perché il possesso è di Tarenzi. Lutta, Battistoni, finta il lancio e poi va corto. Ora Bertinelli. Bertinelli strattonato, anche qui tutto regolare. L'ultimo tocco è stato di Rosa, rimessa Lazio. Direttori di gara che stanno facendo giocare questo tipo di contrasti fin qui non fischiati. Prima non era stato fischiato quello tra Lupi e Bobadilla, ora non è stato fischiato quello su Bertinelli. Lutta, Lupi, Bertinelli deve girarsi, raddoppiato alla fine in qualche modo Gagno. Palla sul mancino, allontana e anche questo pallone finisce dritto in tribuna. Rientra anche Camel. Quasi una partita a scacchi quella tra Mister Di Vittorio e Mister Grassi. Quando rientra Camel esce Bertinelli e viceversa. Dopo il duello dei primi 10 minuti tra il 9 e il 22. Ora i due allenatori stanno cercando di gestirli rispettivamente in base anche alle scelte dell'allenatore avversario. Primo time out di questa partita. Può riprendere ora il gioco con Gagno tra le linee. Camel porta palla molto isolato, trova Bobadilla, palla sul destro, ci ha provato il 9 murato da
Ora è rientrato con il numero 18 Mendez Lautaro. Per la Lazio Kamel. Tarenzi in avanti, cerca Lupi, anticipato e letto bene da Kamel, rimessa Lazio. Come detto ora sarà Mendez Lautaro con la maglia numero 18, il punto di riferimento per la Lazio. Movimenti senza palla, il mancino di Battistoni, Murato, è sempre possesso biancoceleste. 6:51 alla fine di questo primo tempo, di questa 16ª giornata, terza gara di ritorno. Qui pallone intercettato, rischia qualcosa Lupi, poi scivolata. Ha rischiato qualcosina il capitano della Lazio. Rimessa Kamel, si fa vedere Rosa, si torna da Gagno. Movimento senza palla da parte di Rosa, Gagno aggredito poi con il destro. È stato bravo qui Lutta a non permettere il rilancio con il mancino a Gagno, a costringere ad andare sul piede meno forte. E infatti è arrivato l'errore da parte del numero 1 della Roma. Lupi. Battistoni con il mancino, quindi Lutta in qualche modo Rosa, poi il primo ad arrivare è stato Pilloni. Tunnel ancora, Lupi! Tiro che poteva diventare buono per Lutta. Kamel subito a provare a ripartire, abbassa la testa al 22, si accentra. Allarga il gioco. Guerini si allunga troppo il pallone, poi qualcosa da dire con un avversario, in particolare con Pilloni. Guerini. Gagno aggredito, Kamel si fa vedere tre linee e ora un po' di campo il 22 che allarga da Lombardino, il piedone di Tarenzi. Ancora Guerini con il destro, Murato, poi Lombardino, il rimpallo lo sfavorisce, possibile ripartenza Lazio, si butta dentro Lupi, lo fa anche Pilloni, parla per Lupi, Lupi! Gagno ha risposto, Guerini la tiene in campo, pallone che non esce. Kamel punta Pilloni, si accentra, forse prende un colpo dolorante Kamel, si accascia a terra, colpo alla caviglia per il 22 nel contrasto con Pilloni. Da una parte all'altra, prima Lombardino, buono la risposta con il piede di Tarenzi. Nel capovolgimento di fronte Lupi ha provato con il destro, ha trovato però la risposta di un pronto Gagno. Ancora a terra intanto dolorante Kamel. Chiesto l'intervento dello staff medico della Roma Calcio 5. Non sarebbe ovviamente una buona notizia questa per i padroni di casa. Due squadre che, come detto, distano un solo punto in classifica. 16 punti la Roma, 10ª posizione, 17 punti la Lazio, 9ª posizione. Per un campionato molto molto combattuto e che ha ancora tantissimo da dire. Guerini restituisce, ma non c'era stato il fischio. Vediamo se farà ribattere il direttore di gara. Sì, è così. Dovrà restituire nuovamente il pallone Guerini. Lo fa ora. Aveva battuto senza il fischio del direttore di gara. Tarenzi con le mani in avanti, cerca Bertinelli. Gesto tecnico bello da vedere, non trova l'impatto con il pallone, quindi Guerini lancia in avanti Zandri. Zandri passa, esterno della rete. Tarenzi a far correre Battistoni. Forse ha toccato Nicocelli. Sì, ha toccato. Calcio d'angolo Lazio. Si lamenta mister Di Vittorio. Non c'era stata deviazione ovviamente, secondo l'allenatore della Roma. Batterà Pilloni. Destra a uscire, movimento di Bertinelli, palla sul secondo, Battistoni al volo. Anche qui bello il gesto tecnico. Ha colpito più per allontanare che per impensierire davvero la difesa della Roma. Gagno con le mani in avanti, cerca e trova Zandri. Buono il controllo, Zandri tiene a debita distanza l'avversario, poi non è supportato e quindi va da Guerini. Tocco corto, Lombardino indietreggia Nicocelli col destro, corpo all'indietro e palla alta.
Mancino in avanti, irraggiungibile però questo pallone da Bertinelli, un po' beccato dalla curva della Roma ogni volta che il pallone sta per arrivare al numero 9 della Lazio ovviamente. Nico Celli batterà lui. Gagno scodella con il destro, Nico Celli la tiene in campo. Dal Lago. Battistoni. Bertinelli prova a girarsi, scarica, Battistoni, finta al destro, va con il mancino. Ha perso anche una scarpa nel tentativo probabilmente. No, scarpa persa da Guerini, scusate. Rimessa Lazio. Battistoni con il mancino, forte, troppo forte. Sarà rinvio dal fondo quindi per Gagno. Ora rifiatano un po' le due squadre dopo 15 minuti e 40 di partita giocata davvero ad alto ritmo. Ora approfittano di questi momenti morti quindi per rifiatare. Gagno, movimento di Guerini, ha toccato con la testa Battistoni, sarà calcio d'angolo Roma. Terenzi aspetta a restituire il pallone, fa in modo che rientrino ovviamente i suoi compagni. Nicocelli più arretrato, il velo è proprio per Nicocelli. Questa volta calcia un po' più basso rispetto a qualche minuto fa, ma stesso esito. Terenzi rimetterà lui in gioco questo pallone. Dal Lago. Bertinelli, Nicocelli su di lui, Bertinelli scarica Dal Lago, quindi Battistoni, finta e lascia lì Guerini, poi destro, non è il suo piede. Poi se la prende anche un po' con il numero 9, con il suo compagno, voleva anche lui un altro tipo di movimento. Non è però rinvio dal fondo, bensì rimessa laterale, già battuta. Buono l'anticipo di Dal Lago, poi però lo stop non è altrettanto buono. Giuli Capponi restituisce il pallone. Palla dietro, già battuta Guerini. Guerini per un attimo dimentica il pallone, poi Veronica, buona la giocata, prende il fallo, bravo il numero 10. Altro saggio di classe di Guerini, che aveva inizialmente avuto uno stop leggermente difettoso, poi ha recuperato con una Veronica. Ora deve mantenere il tono della partita più sotto controllo possibile il direttore di gara tra Guerini e Battistoni. Ovviamente è un derby, non potrebbe essere altrimenti. Guerini. Il no look, cerca Bobadilla, poi Dal Lago esagera. Pallone ancora una volta rimessa laterale. Guerini, Camel, palla sul destro, non calcia al 22 ma preferisce allargare da Popa, che lascia un avversario, cross dentro con il destro. Era stato buono il guizzo da parte di Popa su Capponi. Lupi, è rientrato anche il capitano della Lazio, Bertinelli. Guerini porta via il pallone, forse ha sgambettato, no, Lupi è stato il suo ultimo tocco. Popa da Gagno, Guerini a sinistra, Bobadilla davanti, si va al proprio numero 9, anticipato però da Dal Lago, fa buona guardia. Bobadilla ovviamente pericolo numero 1 per la retroguardia bianco-celeste. Pallone dietro, Guerini prova la giocata, ha cercato anche il tunnel su Dal Lago, non è passato. Movimento di Popa, eccolo il 19 che calcia ma il pallone è uscito. Nel tocco di Guerini per Popa, pallone che varca la linea della rimessa laterale. Lupi, ancora imprecisa in questa fase la Lazio. Nell'ultimo passaggio sta mancando un po' quello ai ragazzi di Mister Grassi.
Lutta, Renzi con le mani, cerca Bertinelli, stop impossibile, Bertinelli, supera anche Gagno, va giù, calcio di rigore e rosso, espulso Camel, episodio chiave della partita quando mancano 2 minuti e 40, il guizzo con lo stop semplicemente delizioso da parte di Bertinelli, steso da Camel, espulsione e calcio di rigore. Ha fatto uno stop volante incredibile Bertinelli, girato di spalle con un pallone difficile da addomesticare, lui l'ha fatto sembrare facilissimo, poi tra Gagno e Camel passa, Camel lo stende, per l'arbitro è ovviamente fallo, lì non può non arrivare il cartellino rosso, perché altrimenti Bertinelli avrebbe facilmente calciato verso la porta sguarnita. Ora si chiede l'ingresso in campo ovviamente, dopo che era rimasto a terra sia Camel sia Bertinelli. Parquet del Palatuliv che va asciugato e pulito. Episodio chiave al termine, al tramonto di questo primo tempo. Lupi sul dischetto, i fischi del Palatuliv. Lupi contro Gagno, la rincorsa del 23, Gagno in 2 tempi, poi va giù, fallo in attacco, ha parato Gagno e arriva anche il giallo per Lupi, ipnotizzato il capitano della Lazio. E ora è una bolgia al Palatuliv, con i sostenitori dei padroni di casa scatenati dopo il rigore parato dal capitano sul capitano, Gagno su Lupi. Ha intuito l'angolo, ha aperto il gambone Gagno e ha parato. Ora però comunque Lazio che avrà a disposizione la superiorità numerica. Quattro contro 5 quindi. Gagno al rinvio con il destro, morbido, cerca Bobadilla, non può arrivare. Altro timeout chiamato, stavolta dalla panchina della Lazio. Ovviamente mister Grassi vuole riorganizzare le idee, vuole cercare di sfruttare al massimo il tempo rimanente con la superiorità numerica. Altrettanto sicuramente vuole, deve fare mister Di Vittorio per cercare di portare questo risultato negli spogliatoi. Arriva ora il fischio, 2:35. 5 falli la Lazio, 3 la Roma. Fin qui. E soprattutto l'espulsione però di Camel qualche secondo fa, con ovviamente il rigore parato su Lupi. Tarenzi tocca corto, Lutta, ora si rigetta tutta in attacco la Lazio. Prova il destro, Murato, Gagno la tiene, poi prende anche qualche secondo, un'esperienza, lancia in avanti con le mani, cerca Bobadilla isolato, ultimo tocco probabilmente il suo con la spalla, è così, già battuto. Pazzetti, Lutta, Pazzetti a destra, eccolo qui, ancora Lutta,
Si allunga un po' il pallone, Bobadilla aggressivo. Tocca a lui per ultimo. Battistoni. Ancora da un compagno, poi pallone che non è uscito. Quindi Lutta, finta, destro, Lutta. Sul fondo anche il tentativo del numero 4. Gagno con le mani, solito rilancio in avanti. Bobadilla ingabbiato tra Battistoni e Lutta. Non può tenere questo pallone. Quindi Pilloni, Pazzetti, Lutta. Può tornare da Pazzetti. Infatti sceglie proprio il 6, ancora Lutta con la punta. Forse c'è stata deviazione, sì. Sembrata abbastanza evidente la deviazione da parte di Popa. Andrà Capponi alla battuta. Già battuto, Pazzetti. Messo in mezzo Guerini, ancora Pazzetti, riceve, può anche provare, finta, Pazzetti un po' di spazio, dentro, prova l'imbucata, la traversa, pallone ancora giocabile. Quindi Guerini mette giù la traversa colpita da Battistoni, Guerini va da solo in mezzo a due, calcia, deviazione, ancora Guerini, arriva prima, bravissimo Tarenzi, con i piedi. Tiene in campo il pallone. E quindi Pazzetti. Torna in avanti tutta la Lazio. Tarenzi deve ricominciare. Lutta 1 minuto e 02 alla fine. Pazzetti. Lutta. Messo in mezzo Guerini. Ancora Pazzetti. Non calcia. Pallone un po' timido. Lutta. Gagno para. Poi non riesce a evitare il calcio d'angolo. Battistoni con il mancino da Pazzetti. Ora è forcing totale della Lazio calcio a 5. Pazzetti in orizzontale, giro palla. Si cerca un pertugio, un corridoio. Capponi, è rientrato anche Lombardino. Battistoni col mancino, finta, va sul destro, va giù. Fallo fischiato a Nicocelli su Battistoni. Battistoni allarga le braccia come a dire questo assolutamente sempre fallo. Ovviamente pensiero opposto per Nicocelli, che era già pronto a ripartire. Ora si chiariscono i due. Con il giro palla la Lazio alla fine è riuscita a ottenere questo calcio di punizione. Posizione interessante per Lutta. Vediamo se andrà lui. C'è anche Pazzetti alla sua sinistra. Mette due in barriera Gagno. Posiziona Lombardino e Popa sul primo palo. Vuole vedere partire il pallone. È uno schema, un pallone mosso. La scivolata di Nicocelli che esulta come se avesse segnato. 32 secondi alla fine del primo tempo. Come detto, forcing totale Lazio. Battistoni respinto. Ricomincia saggiamente Tarenzi. Destro e pallone in avanti. Lutta. Nicocelli su di lui. Prova a girarsi Lutta. Ricomincia. Capponi, tocco d'esterno, cerca davanti un compagno. L'ultimo tocco però è di Popa. Nel duello con Pazzetti. Anche qui si chiariscono i due. Bel gesto. Pazzetti. Qui lamentano trattenuta di Nicocelli su Capponi. Pazzetti batte proprio il 6. Rapidamente Lutta. Pallone sul destro, non calcia. 9 secondi alla fine. Va giù, forse spinto. No, può ripartire la Roma. Con Popa, il mancino, la risposta sotto, doppio, miracoloso intervento di Tarenzi, calcio d'angolo. Ora è la Roma, 69 decimi di secondo che finiscono ora. Finisce un bellissimo primo tempo, di derby 0-0 tra Roma e Lazio. Una breve pausa, poi ci ritroviamo qui per vivere insieme altri 20 minuti effettivi di Roma-Lazio.
Ben ritrovati, amiche e amici di Futsal TV, per vivere insieme altri 20 minuti di questa 16ª giornata, di questo derby, terza giornata di ritorno. Fin qui il risultato ancora inchiodato sullo 0-0, non sono mancate però le emozioni nel corso dei primi 20 minuti, soprattutto nel finale del primo tempo con il rigore parato su Lupi da parte di Gagno, l'espulsione di Camel, ovviamente sull'occasione che ha portato al rigore, il force in finale Lazio, ma ovviamente il doppio grande intervento di Tarenzi a 30 secondi dalla fine, prima su Bobadilla e poi su Guerini. È tutto pronto, si attende soltanto il fischio da parte del direttore di gara. Questa volta sarà la Lazio, calcio a 5 a muovere il primo pallone di questa ripresa. Lazio da destra verso sinistra, Roma da sinistra verso destra. Sulla palla Lutta. Ultimi dettagli da sistemare tra le due panchine. Si controlla che ovviamente sia tutto regolare. Fin qui, come detto, sta vincendo l'equilibrio, sta resistendo lo 0-0. Vediamo cosa succederà. Ripresa Roma-Lazio, buon divertimento. Dallago, subito aggredito. Aggressione che porta i suoi frutti perché costringe l'errore da parte di Pazzetti, che rilancia questo pallone in maniera imprecisa. Nicocelli. Gagno riceve, aspetta movimento, chiude la triangolazione con Nicocelli, ma Capponi ha capito tutto. Capponi, movimento, torna verso Pazzetti, rientra Nicocelli, calcio d'angolo. Quindi primo calcio d'angolo di questa ripresa. Lutta, se ne incarica lui, destro a rientrare, battuta dietro, stop infelice di Dallago e quindi Popa. Guerini. Ora il più arretrato dei suoi. Scarica, dai, va, lancia in avanti a cercare Bobadilla. Irraggiungibile questo pallone però per il numero 9 della Roma calcio a 5. Dallago. Vicino a sé Capponi. Si va in verticale da Lutta. Mette giù questo pallone, poi tanti tocchi, alla fine ricomincia. Altro movimento senza palla. Impreciso però, ancora una volta a cercare il passaggio, a cercare Capponi. Popa con il mancino morbido, Bobadilla, spalle alla porta, aspetta Popa, chiude la triangolazione, Popa. Vediamo se c'è stata deviazione, sì, calcio d'angolo Roma. Ha messo la mano Tarenzi. Quindi Guerini, si muove Rosa sul primo palo, Bobadilla è da solo, libero sul secondo, visto Bobadilla colpisce in qualche modo Rosa, il più lesto su questo pallone, poi Bobadilla stoppa, calcia, deviazione, sarà ancora calcio d'angolo. Il tiro di Bobadilla era diventato praticamente un assist per Rosa, che è stato comunque agile e bravo a piombarsi su questo pallone. Guerini dietro, Popa 1-2, aggressione efficace dei giocatori della Lazio. Palla Gagno che avanza, supera la metà campo, non tira ma allarga. Guerini, tunnel di Guerini, si accentra, tanti tocchi, Guerini fino in fondo. Ha provato a far tutto da solo il numero 10. Tunnel su Capponi. Quando si accende è sempre pericolosissimo tecnicamente Guerini. Gagno, va da Popa. Bobadilla, aggredito da Dallago, non vuole farlo girare, non lo fa girare. Fin qui le due difese hanno fatto davvero un'ottima partita. Stanno concedendo davvero il minimo ai rispettivi attacchi. Popa mette giù, Rosa a sinistra, si va da Bobadilla, 1-2 con Popa, poi colpo di testa lucido, lucidissimo di Pazzetti al proprio portiere. E quindi può prenderla con le mani, Pazzetti tra le linee. Ancora Pazzetti con il mancino, malinteso.
quando prova a forzare la giocata in verticale spesso è imprecisa. La squadra ospite sta mancando un po' in quel passaggio finale. Ora possibile ripartenza e campo per Guerini, che quindi se lo prende, non viene aggredito. Ora raddoppiato Guerini fino in fondo, 1-2, pallone di ritorno un po' timido. Lotta Bertinelli, l'ultimo tocco però è del 9. Guerini da Popa, non calcia, sposta su Capponi. Deve sporcarsi le mani in questo secondo tempo Tarenzi. Roma che questo inizio di secondo tempo ha sicuramente iniziato con un piglio più aggressivo rispetto alla Lazio, cercando subito il gol che sbloccherebbe la partita. Battistoni in avanti, è preciso. Buono anche lo stop di Bertinelli che mette giù Lupi. Gagno in calcio d'angolo. Anzi no, rimessa laterale dal Lago. Movimento, Lupi anticipato, preferisce ricominciare, non rischia Battistoni, torna da Tarenzi. Alza la testa Tarenzi, va morbido. Dovuto intervenire Bobadilla, utile anche in fase difensiva perché questo pallone era stato calciato bene da parte di Tarenzi, pallone che avrebbe sicuramente raggiunto Bertinelli. Va il 33 dalla bandierina. Lupi non calcia, lamenta un tocco di mano che non c'è, possibile ripartenza 2 contro 1 che diventa ora 2 contro 2, Guerini con l'esterno, intercettato. E quindi altro break, questa volta della Lazio no, perché preferisce girare il pallone e non perderlo la squadra ospite. Battistoni. Lupi, colpito Nicocelli, poi con la punta cerca Guerini un po' sulle gambe. Duello tra numeri 9. Pallone a Gagno. Nicocelli chiede l'aggressione mister Grassi, pallone in avanti, Bobadilla prova a girarsi sempre, dal Lago su di lui, un'ombra, il numero 5. Fin qui partita esemplare da parte di Dal Lago su un avversario pericoloso come Bobadilla, che qui scarica in qualche modo, forse c'è stata deviazione, sì, è così, ultimo tocco di Lupi. Va Guerini che tocca corto. Ha provato Lombardino con il mancino alto. Si alzano anche un po' i toni qui. Battistoni e Guerini a colloquio. Quindi Lupi proprio da Battistoni. Lancia in avanti, cerca Bertinelli, si coordina. Disturbato da Nicocelli che guadagna rimessa laterale. Batterà probabilmente proprio il numero 14 che infatti invita Lombardino ad allontanarsi. Si torna da Gagno. Alza la testa Gagno con il destro, Bobadilla di testa. Ci ha provato il numero 9, lancia in avanti, siamo già dall'altra parte con Battistoni, Nicocelli stoppa. Non è ovviamente questo punibile come intervento. Gagno con le mani, Dal Lago ancora una volta attentissimo, il numero 5. Battistoni prova a girare palla. Qui aggressione, ma c'è stato fallo su Nicocelli. A palla lontana da parte di Bertinelli. Bertinelli lamenta una gomitata. L'arbitro ha visto soltanto la sbracciata di quest'ultimo. Roma calcio a 5 che nelle ultime 2 apparizioni qui al Palatolive davanti ai propri tifosi ha ottenuto 2 pareggi. 3-3 contro Polisportiva Futura e 2-2 contro Defender Giovinazzo. Quindi oggi sicuramente c'è la voglia da parte dei padroni di casa di ottenere qualcosa in più. Gagno in avanti, trova Battistoni ma non sono compagni di squadra. Guerini va giù, tutto regolare. Il contrasto Battistoni-Guerini, poi qui
ha qualcosa da dire proprio a Battistoni Guerini, che già pochi istanti fa si erano beccati due. Adesso ovviamente deve riportare la calma. Uno dei duelli più belli di questa partita, quello tra Guerini e Battistoni. Partita fatta comunque di tantissimi duelli, Bobadilla dal lago. E nel primo tempo quello tra Camel e Bertinelli. Eccolo qui Bertinelli che stoppa, ancora un altro stop difficilissimo, in qualche modo pallone che arriva dal lago. Prova anche in fase offensiva, guadagna rimessa laterale dal lago. Sotto gli occhi dell'arbitro, già battuta. Lupi, tunnel in qualche modo, Lupi! Ancora Gagno, ora suona e carica i suoi Gagno. Qui Lupi ha chiuso praticamente una triangolazione con Lombardino. Con calma ora la Lazio. Battistoni. Movimento sotto porta! L'ha sbloccata Lupi! Si è fatto perdonare il capitano dopo l'errore dal dischetto nel primo tempo. Sblocca lui il derby. 1-0 Lazio, Lupi. E ora va a prendersi l'abbraccio dei suoi sostenitori Lupi. Movimento da attaccante vero del 23. Sotto porta, servito bene direttamente da calcio d'angolo. Un po' statica forse la difesa della Roma. Da lì Gagno non poteva questa volta opporsi. E quindi l'ha sbloccata Lupi. Lupi ora in orizzontale, aggressione di Guerini, finisce giù. Giocatore in maglia bianco-celeste, nulla secondo il direttore di gara. Lancio in avanti di Gagno, sbagliato però. Mette giù, delizioso Guerini, lotta ancora. Poi ricomincia, Nicocelli, Lombardino, Lupi su di lui. Si oppone. Rimessa Lombardino. Gagno. Fin qui oggi Gagno ha parato il parabile. Il gol di Lupi era sinceramente imparabile. Incolpevole Gagno. Tarenzi. Ci sono anche ovviamente le sue parate fin qui su questo risultato, su questo 1-0 maturato dopo 5 minuti nel corso del secondo tempo. Lombardino dietro, Da Rosa. Guerini. È rientrato Lutta. Nella Lazio ovviamente Lombardino si accentra, tanti tocchi, poi Rosa. Uomo su uomo la Lazio. Tocco dietro, tocco di mano di Lupi. Pallone che sbatte ovviamente sulla mano del capitano della Lazio, distante dal corpo. Timide proteste anche per Lupi, che sa comunque di aver commesso un'infrazione, quindi Lombardino andrà lui a battere. È entrato anche Zandri. Lasciato proprio quindi a quest'ultimo il compito della battuta. Vediamo se sarà uno schema. La rincorsa di Zandri che alla fine lascia, è uno schema. Tocco dietro, Guerini si va a girare palla, Nicocelli colpito in pieno, però in pieno volto un avversario. Colpo abbastanza doloroso. Aveva mosso il pallone su questo calcio di punizione la Roma per portare il tiro di Nicocelli, è rimasto a terra proprio dal lago. Ora sembra rialzarsi il numero 5. Stava sicuramente meglio prima. Ora si chiariscono, bello ancora il gesto tra Nicocelli e Dal Lago. Fin qui nonostante i toni molto alti, partita con molto fair play. Destro di Guerini sul fondo, deviato, calcio d'angolo. Zandri vuole battere rapidamente, lo fa Nicocelli, stop e destro! La riprende subito la Roma, dopo appena un minuto dal vantaggio Lazio. Nicocelli, destro imparabile. E qui ha avuto ragione Zandri nel voler battere rapidamente questo calcio d'angolo. Movimento per Nicocelli. È stato bravissimo comunque il numero 14 a fintare la conclusione in un primo momento, a carezzare il pallone e poi con il destro a incrociare. Non è potuto arrivarci Tarenzi. 1-1.
Pazzetti. Ora si riaccende e torna in equilibrio il derby. Lancia in avanti. Nicocelli, ultimo uomo, capisce tutto, quindi Zandri. Ora un po' scoperta la difesa della Lazio, potenziale 4 contro 2. Rosa col mancino, Tarenzi blocca. Ora è la Lazio che può ripartire, lo fa con Pazzetti, aspetta. 3, 4, 5 tocchi di suola, prova una Veronica, riesce, tunnel di Pazzetti. Ha provato anche il numero 6 a far vedere un po' di gesti tecnici. Dal Lago col destro murato da Nicocelli, doloroso. Sembra aver preso un colpo Nicocelli in questa situazione. Si accascia a terra. Poco fa ha provato e ha messo in mostra giusto un po' di qualità anche il numero 6 della Lazio, Pazzetti. Accarezza il pallone 5-6 volte con la suola, poi Veronica, tunnel e pallone allargato. Già battuto dal Lago. Pazzetti. Battuto rapidamente, ancora rimessa. Battistoni. Dal Lago. Ricomincia dalla propria metà campo ora la Lazio, lo fa con palloni orizzontali. Qui Battistoni rischia qualcosa sull'aggressione di Bobadilla. La Lazio alla fine spazza via questo pallone. Lutta il più avanzato della Lazio. Gagno porta palla, poi va da Popa. Prova a sfondare sull'out di destra la Roma. Popa 1-2, triangolazione. Popa dentro, Tarenzi con la mano. Battistoni per ripartire, intervento sul pallone, poi Battistoni, lui a quel punto si accascia sul pallone, ma il fallo è in favore della Lazio. Tutti in piedi, la panchina della Roma. Ora bisogna riportare la calma in panchina, arriverà anche qualche ammonizione, arriva. Ovviamente per la panchina della Roma è saltata in piedi per questo fischio arbitrale, ovviamente volevano fallo a favore per una trattenuta di Battistoni. Di un altro parere il direttore di gara. Ammonizione quindi per la panchina della Roma Calcio 5. Ancora qualcosa da dire. Ora si alzano i toni. Deve ristabilire l'ordine quindi l'arbitro. Pazzetti sul punto di battuta dal Lago. Battistoni con il mancino in avanti, cerca Lutta, spalla alla porta, lavoro complicato ma riesce, molto bravo Lutta. Dal Lago. Lutta. Battistoni, ancora Lutta, quindi dal Lago, ora giro palla Lazio. Ha chiuso Rosa. È entrato anche Abram nella Roma, numero 3. Pazzetti in avanti, cerca Lutta. Popa riceve, sovrapposizione di Rosa, taglia dentro il campo Popa, poi rimpallo e alla fine scarica e ricomincia. Bobadilla ultimo uomo, insolito vederlo lì, quindi riprende posizione al centro dell'attacco. Poi pallone rischioso, Lutta ne approfitta contro Gagno. Lutta, errore del numero 4, a tu per tu con Gagno, possibile ripartenza Roma ora. Bobadilla tiene palla, tutto regolare secondo l'arbitro. Popa riceve, palla sul destro, non calcia ora sì, murato, poi ancora con la punta, rimessa Roma. Non c'è tempo di respirarsi, va da una parte all'altra del campo, ripartenze veloci. Quella di poco fa però, un'occasionissima per Lutta, tu per tu con Gagno. Era stato bravo in un primo momento a intercettare il pallone, poi non è riuscito a insaccare però. Guerini contro Battistoni, ricomincia da Popa, stoppa, finta, pallone per Bobadilla. Fin qui non ha mai avuto modo di girarsi, ci prova ora. Dal Lago, sempre su Bobadilla, qui pallone intercettato, Nicocelli, subito ripartenza Roma, è rimasto dietro Bobadilla, ha preso anche un colpo, sembra dolorante il 9. Ora riceve e riprende anche posizione, quindi era solo una botta per Bobadilla. Popa. È rientrato anche Bertinelli nella Lazio ovviamente. Guerini. Il solito Dal Lago anche su Guerini. Guerini però passa, Dal Lago interviene e ferma anche questa avanzata della Roma. Battistoni con il destro. In qualche modo Lupi. Era stato un malinteso tra la difesa della Roma. Lupi era stato lasciato colpevolmente solo al centro dell'attacco.
Prova a girarsi Bobadilla, Bobadilla in sfondamento col destro. Sta provando a crearsi degli spazi Bobadilla, sempre raddoppiato se non triplicato il numero 9 in questa partita. Partita di tanto sacrificio, tante lotte. E ora un po' di riposo. Rientra quindi Zandri, possesso Lupi. Ha sbloccato la partita Lupi. Lancio in avanti, Bertinelli, stoppa. Giocata sul Lombardino. Poi Battistoni col mancino. Guerini si oppone e poi provoca. La prova anche a mettere sul piano nervoso ora la Roma. Lupi invita i suoi alla calma, a non perdere la testa, soprattutto a Bertinelli, ammonito nel corso del primo tempo il numero 9. Battistoni ricomincia. Tarenzi con il destro, pallone lungo. Guerini dietro. Un po' di campo ora per Zandri, stop difettoso però del numero 16. Questa volta aveva avuto un po' di spazio Zandri. Pallone in rinvessa laterale, non in rinvio dal fondo. Tarenzi chiama Bertinelli, lo cerca. Bertinelli ha provato a fare lo stesso stop che gli è riuscito nel corso del primo tempo in occasione del rigore guadagnato. Questa volta però altro esito. Gagno. Rimessa lunga, Zandri, Battistoni in vantaggio in anticipo, si ritorna dal proprio portiere in maniera imprecisa. Roma guadagna un altro calcio d'angolo. Pallone dietro il destro, controlla Tarenzi. Ha dato l'impressione insomma di esserci su questo pallone e lasciarlo sfilare sul fondo. Quindi Battistoni in avanti, Bertinelli deve girarsi, Nicocelli qui prende un colpo da Bertinelli, vogliono il cartellino giallo anche perché Bertinelli è stato ammonito nel corso del primo tempo. Qui Bertinelli ha alzato la gamba e ha rischiato tantissimo, perché era ripartito Nicocelli, ma al di là della ripartenza ha alzato proprio la gamba per colpire Nicocelli lì dove fa più male. E qui ora ovviamente prova a esprimersi anche Gagno da capitano. Lui può farlo, insomma ha il diritto. Va a chiedere scusa a Bertinelli. Probabilmente è consapevole di essere stato graziato al direttore di gara. Ora va a chiedere scusa a Nicocelli. Lombardino. Guerini. Nicocelli con il destro, cerca Guerini, duello tra numeri 10. Ha ragione Capponi che poi difende. E difende il rinvio dal fondo. Bravo Capponi con il fisico. Si ristende però a terra Nicocelli, ancora dolorante. Ovviamente al colpo subito pochissimi istanti fa. Dovrà probabilmente, quantomeno temporaneamente, lasciare il terreno di gioco. Dice di no, Nicocelli vuole continuare a giocare questo derby, vuole continuare a provarci, va ancora a scusarsi molto molto sportivamente Bertinelli. Dal lago, Lupi, lancia in avanti, Nicocelli in anticipo, quindi Lombardini, lo aspetta Lupi, non guarda il pallone Lupi, guarda solo Lombardino. Ora sguardo anche al pallone, Lombardino lo sposta, ricomincia. Nicocelli. Guerini. Lombardino prova a spostare il pallone. Scarica dietro. Ancora Nicocelli, altro movimento. Zandri, buono lo stop. Tacco a cercare Lombardino, poi Guerini defilato. Prova a inventare, va via e poi viene steso. Calcio di punizione per la Roma. No. Ammonito per simulazione il numero 10 Guerini. Con un elastico era passato tra due maglie dei giocatori della Lazio, poi si è lasciato cadere. Ammonito per simulazione Guerini.
8 minuti e 54 secondi ancora da giocare in questa 16ª giornata. La prossima giornata la Lazio ospiterà il Tombesi Calcio 5. La Roma giocherà in trasferta sul campo della città di Melilli. 2 partite quindi delicatissime, quelle che riguarderanno Roma e Lazio nella 17ª giornata di Calcio a 5 Serie A2 Elite. Possesso Lazio ora. Capponi in orizzontale, ha capito tutto Guerini che intercetta il pallone e poi colpisce Tarenzi che esulta come se avesse trovato un gol. Qui pallone pericolosissimo in orizzontale. Popa stoppa, dribbling, tunnel di Popa, è passato, viene chiuso da chi? Da Dallago. Era passato Popa con una giocata che ha acceso il Palatoliv, il tunnel, poi pallone per Guerini, difficile. Chiuso e rimessa laterale infatti. Popa. Spalla alla porta, Bobadilla non riesce a girarsi, chiuso da Capponi, poi prova ad autolanciarsi Lupi. Popa. Da Zandri. Sposta il pallone, calcia, Tarenzi risponde con 2 mani, ancora calcio d'angolo Roma. Batte ancora Zandri, l'ultimo calcio d'angolo battuto da Zandri si è trasformato in gol. Batte sempre lui, calcia forte sul primo, colpisce in pieno Lautaro. Ribattuta, allontana dal lago, non definitivamente, ancora Zandri e ancora possesso giallorosso. Dietro per Guerini. Tanti tocchi, lo aspetta Lupi e lo chiude. Sarà addirittura rimessa Lazio. Fa girare il pallone. Lancia in avanti, scodellato a cercare Lupi. Si ferma Lupi. Non riesce a raggiungere questo pallone. Gagno, si fa vedere basso Popa. Gagno preferisce andare da Bobadilla, altro stop difficilissimo. Per poco non riesce comunque al numero 9. Pazzetti. Ricomincia. Lancia in avanti di Lupi sul secondo, Gagno in uscita alta. Poi subisce un colpo da parte di Lautaro. Chiede scusa Lautaro. Coraggioso Gagno in uscita alta, sicuro. Bobadilla aspetta Popa, attacca sul secondo palo Rosa, ha capito tutto Pazzetti. Pazzetti era stato uno dei marcatori nel derby d'andata, dove la Lazio riuscì a vincere per 6-4. Pallone ora tra le linee, altra giocata. Quindi Nicocelli, Bobadilla. Alza la testa Nicocelli. Ha in anticipo Lupi che poi scivola probabilmente sul parquet. È comunque rimessa Lazio. Battistoni con il mancino. Va da Bertinelli. Finta su Nicocelli, Bertinelli dentro. C'è stata probabilmente la chiusura di Bobadilla. Occasionissima Lazio. Dal lago, dietro da Battistoni col destro. Si coordina bene, la tiene bassa, ma sul fondo. Bobadilla. Un po' di campo ora per Bobadilla. Prova a girarsi Bobadilla. Anche lui sul fondo però. Primavera situazione in cui Bobadilla ha avuto un po' di metri per attaccare la porta. Ora spalla la porta Bertinelli. Lavora e scarica dietro da Battistoni. Dal lago. Ancora dal lago. Battistoni con il destro. Bertinelli prende posizione, spalla alla porta. Un abbraccio tra i due anche da terra. Calcia in qualche modo dal lago. Prima arriva Gagno.
Abbraccio prolungato poco fa tra Popa e Bertinelli. Sarà ancora rimessa Lazio, se ne incaricherà della battuta numero 6 Pazzetti. Gli ha battuto dietro Battistoni, finta, ricomincia, torna da Lupi, ancora Battistoni, pallone scodellato. Gagno fa subito ripartire Popa, si è già ricompattata però la Lazio, pallone di Popa, in qualche modo arriva a Rosa, 1-2 che non si chiude, l'ultimo tocco del giocatore in maglia giallo-rossa. Battuto rapidamente, Bertinelli va giù nel duello con Nicocelli. Gagno fa ricominciare subito Rosa, quindi Lutta costringe la Roma a ricominciare dietro, lo fa da Lombardino. Rosa, pallone scomodo per il 6 della Roma calcio a 5, non riesce a tenerla in campo e ora è lui a lasciare il terreno di gioco, rientra quindi Guerini, esce proprio Popa. Con calma Tarenzi. Lupi mette giù. Lutta. Ancora abbraccio tra Bertinelli e Nicocelli. Finisce giù proprio Bertinelli. E ora è la panchina della Lazio a protestare. Time out intanto chiamato il primo di questo secondo tempo. È rimasto a terra comunque Bertinelli. Abbraccio prolungato tra il 9 e il 14 della Roma. Nicocelli sembra aver avuto la peggio. Bertinelli si tocca la testa. Ora Lupi lo invita a rialzarsi. Nicocelli va a scusarsi. Primo time out quindi in questo secondo tempo. 4 minuti e 57 ancora da giocare. 1-1 fin qui al gol di Lupi. Ha risposto dopo pochi minuti il gol di Nicocelli. Sempre dagli sviluppi comunque di calcio d'angolo, fin qui le due situazioni che hanno portato ai 2 gol. Arriva ora il fischio. Riprende posizione la Lazio. Lo fa ora anche la Roma. Roma che deve cercare di riscattarsi dopo il 3-1 in trasferta in campo e in casa del Bulldog Capurso. Il gol era stato di Schinina nell'ultimo turno. Lazio invece che, come detto, viene dalla sconfitta interna contro Power Futsal Ternana. Gagno attende il via libera da parte dell'arbitro. Arriva ora. Si può riprendere. Guerini. Lupi su di lui. Nicocelli alza questo pallone. Zandri lo fa rimbalzare. Zandri prova a passare. La chiusura su di lui del 33 di Battistoni. E quindi rimessa Lazio. Già battuta con Lutta. Battistoni. Ancora da Lutta. In avanti nel vuoto però. E quindi Gagno. In avanti, prova uno stop difficile Zandri, non gli riesce. Fin qui le difese stanno avendo la meglio sui rispettivi attacchi. Difese questa stagione non sempre al 100%. Oggi davvero 2 grandi partite per entrambe le 2 squadre per quanto riguarda appunto la fase difensiva. Roma che ha subito in questo campionato 47 gol, 48 con quello di oggi. Lazio ne ha subiti addirittura 57, 58 con quello di oggi.
Possesso Tarenzi. Non è aggredito. Si rintana la Roma, lancia in avanti, spizzata, facile per Gagno. Bobadilla. Nicocelli, Guerini, ancora da Bobadilla. Lombardino. Prova una giocata, Lombardino. Deliziosa ma che non riesce. Poi Nicocelli prima di Bertinelli, forse tocca Bertinelli, no, rimessa laterale Lazio. Qui Lombardino ha provato la giocata su Battistoni poco fa. Lancia in avanti, prende posizione il 9, calcia Nicocelli, addirittura blocca e poi rilancia però. Ora chiede il cambio Nicocelli, che al di là del gol, ottima partita in fase difensiva, anche lui aveva un compito non facile su Bertinelli. Lancia in avanti di Tarenzi, ha anticipato il pallone, letto bene da Bobadilla. Ora è subentrata un po' di stanchezza, comprensibile. Rimessa Lazio, ancora 3:18 da giocare. Battistoni tocca dietro, da Dallago. Battistoni, Bertinelli punta le gambe, va da Dallago col destro, Gagno dice di no e blocca e poi prova a far ripartire Guerini. È isolato però Guerini, la chiusura su di lui di Battistoni. Era isolato, il numero 10 non aveva compagna ad assisterlo. Difficile far meglio di così, quindi Lupi. Battistoni, Rosa non in maniera definitiva, poi Bertinelli stoppa, finta, calcia. Il rimpallo colpisce in volto Bertinelli che rimane giù. Gioca però la Roma, lo fa con Guerini, prova a superare Battistoni, va giù, fallo e cartellino giallo per Battistoni. E ora si alzano un po' i ritmi, anche la panchina della Lazio va a dire qualcosa a Guerini. Ora Guerini viene allontanato da un componente della panchina della Lazio che era schizzata in piedi come una molla, andare a cerchiare Guerini. Arriva anche Gagno, chiede un intervento da parte del direttore di gara, sarà comunque calcio di punizione per la Roma. Ora è la panchina della Roma a essere tutta in piedi. Guerini e Battistoni praticamente dal primo minuto del primo tempo hanno intrapreso questo duello, oltre che fisico-verbale. Ogni volta che c'era un contrasto tra i due hanno sempre avuto qualcosa da ridirsi. Ora il fallo su Battistoni proprio su Guerini ha acceso un po' i toni. Si può giocare comunque. Tarenzi posiziona la barriera, Dallago, quindi batterà Guerini, tocco dietro, Bobadilla, Rosa, si torna addirittura da Gagno. Non l'ha presa benissimo il mister della Roma, qui avrebbe voluto un altro tipo di soluzione su questo calcio di punizione. Qui Guerini esagera, Battistoni non riesce a rinvenire, fallo di Bobadilla proprio su Battistoni. Altra partita di sacrificio del 33 della Lazio, che ora rifiata, fa rifiatare i suoi e riprende il gioco. Dallago, Lupi, Dallago ultimo uomo, Rosa ad alzare la pressione, un rimpallo favorisce Lombardino che non calcia, palla sul destro, lo chiude ancora Battistoni. Forse un dribbling di troppo qui da parte di Lombardino. Aveva palla sul suo mancino, non ha fatto partire il tiro. E ora tocca dietro, 1-2 con Bobadilla, ancora Lombardino. Lo aspetta Bertinelli. Lombardino sul fondo, si porta il pallone sul fondo, fa tutto da solo il 17. Già battuto, lancio in avanti Bertinelli, stop, raddoppiato, chiuso. Quindi Guerini. Si rintana ancora la Lazio all'interno della propria difesa. Ha capito tutto Dallago che trasforma l'azione da difensiva in offensiva. Chiuso da Nicocelli. Un duello bellissimo. Poi Battistoni in anticipo ancora. Chiuso.
E ora si alzano anche i contrasti di intensità. Bello il duello tra Nicocelli e Dallago, probabilmente due dei migliori in campo di questo derby. Il numero 5 della Lazio e il 14 della Roma sono trovati in contrasto pochi istanti fa. Attacco a cercare proprio Dallago con il mancino. Non c'è stata deviazione, quindi sarà rinvio dal fondo. Gagno pensa per un attimo a Guerini, poi preferisce Bobadilla. Chiude ancora chi se non Battistoni. 1 minuto e 27. 5 falli della Lazio, 2 della Roma in questo secondo tempo ovviamente. Popa cerca un varco, cerca un episodio. Ora la Roma con il giro palla. Guerini contro Lupi. Guerini, Lupi rinvia, il pallone non è uscito, quindi Gagno fa avanzare i suoi. Vicino a sé a Nicocelli. Visto il 14, Popa. Bobadilla. Un'ombra Dallago. Bobadilla prova a girarsi. Dallago si oppone, lamenta un tocco di mano. Bobadilla non c'è stato però. Secondo l'arbitro, lancio in avanti. Esce Gagno da libero. La tiene in campo, no. Voleva un tocco di mano Bobadilla qui, ancora anche Popa. Non la prende benissimo. Dalla nostra postazione era sinceramente impossibile vedere questo tocco di mano perché la mano era coperta dalla figura di Dallago. Le proteste però sono veementi da parte dei giocatori della Roma. Time out chiamato a 53 secondi alla fine di questo derby. Poco meno quindi di 1 minuto ancora da giocare. Il possesso è biancoceleste, in particolare Battistoni. Tutti all'interno della propria metà campo i giocatori della Roma. Lutta intanto prende indicazioni da mister Grassi. La battuta di Battistoni è proprio per Lutta. 50 secondi. Pazzetti. Battistoni. Ancora Pazzetti. Quindi Lutta. Fa scorrere il tempo la Lazio. Non pressa la Roma. Power play della Lazio. Quindi con il portiere di movimento per questi ultimi secondi la Lazio. Prova tutto per tutto mister Grassi. Lupi per controllare questo possesso di palla. Aver sempre insomma un uomo libero con il quale poter dialogare. Siamo entrati negli ultimi 20 secondi. Lupi. Battistoni. Ancora Lupi. Pallone in qualche modo restituito a Lupi con il brivido però da parte di Pazzetti. Tocco corto. Pazzetti, lo vedete in alto a destra, il portiere di movimento della Lazio. 5 secondi alla fine. Lupi, giro palla Lazio. Pallone dentro, non calcia, poi calcia Lupi. Si gioca ancora meno di un secondo alla fine. La Lazio ha usato questi ultimi 50 secondi per girar palla, cercando un pertugio. Meno di un secondo alla fine. Battistoni. Chiede una debita distanza Nicocelli. Arriva anche il cartellino giallo. Qui intanto per Popa. Ammonito proprio allo scadere, quindi il 19 della Roma. Batte Battistoni con il mancino forte dentro. Arriva ora la sirena. Finisce qui. Finisce in parità. È 1-1 il derby tra Roma e Lazio. Al gol di Lupi ha risposto Nicocelli. È stato un derby bellissimo, combattuto. Alla fine un punto a testa quindi per Roma e Lazio. Grazie
amici di Futsal TV, per essere stati in nostra compagnia. Un saluto da parte di Riccardo Morbelli e un augurio di una buona domenica.